La situazione a Venezia è critica come nel resto del Veneto perché manca tantissimo personale nelle funzioni locali nei comuni e anche in sanità. Chiediamo risorse subito per fare le assunzioni perché mancano infermieri, OS, medici, altre figure sanitarie nelle ULSS 3 e ULSS 4, ma anche in tutti i comuni, a partire dal comune di Venezia, gli altri comuni del Veneto orientale, i comuni della Riviera Milanese, mancano tantissime figure professionali in questi enti e mancano risorse anche per mandare avanti le strutture. Più risorse e più assunzioni subito per fermare il collasso dei servizi pubblici a partire dalla sanità a Venezia come nel resto del Veneto. Tra i manifestanti che per questo motivo hanno depositato 20.000 firme in regione si incrociano storie che, pur arrivando da luoghi diversi, denunciano sempre la stessa situazione. Noi abbiamo una situazione molto critica per il blocco delle assunzioni sia in ULSS 6 che in azienda ospedaliera di Padova. In verità lo chiamano deferimento delle assunzioni, è stato superato il tetto di spesa e quindi non si assume più nessuno. Quello che si compone durante la manifestazione a Venezia è il drammatico quadro di un paese che non riesce più a garantire i servizi ai cittadini, in cui sempre meno lavoratori devono supplire alle carenze di personale. In casa di riposo oggi rispetto a anni fa la situazione è molto peggiorata. Purtroppo non c'è personale, quindi lavori in sottonumero, arrivano malattie, complicità anche lavorative, problematiche proprio per le alzate degli ospiti e tutto quello che succede ormai in queste strutture. Il paziente deve essere visitato e la necessità di apprendere cos'ha questo paziente. Non abbiamo. Siamo sempre di fretta, manca il personale, veniamo aggrediti dai familiari perché le cose si allungano, ma non si allungano per noi, ci mancano i tecnici del laboratorio, ci mancano gli infermieri,